Sono fortunato oggi perché Giorgia è qui, ma è come se avessi perso 4 figli, gli amici di una vita di Giorgia. Paolo Di Rale è il papà di Giorgia, unica sopravvissuta di quella che per tutti è ormai la strage dei ragazzi. Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni, Giovanni Mattiuzzo, tutti come lei 22enni, morti in via Adriatico a Jesolo nell'auto ribaltata in un canale, non per una tragica fatalità, ma per la manovra azzardata di un 26enne romeno, poi fermato per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso, che li ha urtati durante un sorpasso, fuggendo via. A raccontarlo è stata proprio lei, Giorgia, sotto shock dopo essere riuscita a uscire da sola dall'abitacolo. Il padre accetta di incontrare i giornalisti per ringraziare quelli che hanno cercato, in quei momenti disperati, di salvare gli occupanti dell'auto. Li elenca uno per uno. La signora che ha dato il telefonino a mia figlia per potermi chiamare nel pieno della notte. A quel ragazzo che ha cercato di agganciare la macchina per tirarla fuori dal canale, che però si è rotta la corda e quindi non ha potuto far altro, ma lo ringrazio tantissimo. Ai 2 ragazzi che si sono gettati in acqua per cercare di aiutare i nostri ragazzi. Alla ragazza che ha segnalato la presenza di una macchina che zigzagava già da qualche chilometro prima. È una cosa grande, è una cosa memorabile per loro e per me, che almeno so che esistono anche gente che non si gira dall'altra parte quando vede qualcuno in difficoltà. Giorgia ora sta bene, spiega il primario del pronto soccorso. Le sole ferite che qui non possono guarirle sono quelle che l'hanno colpita negli affetti. Per una serie di circostanze fortunose, ma anche perché, avendo avuto modo di conoscere Giorgia, è una persona che è molto combattiva, è riuscita a uscire da sola dalla macchina e quindi a evitare il peggio. Fortunatamente non ha riportato delle conseguenze gravi, aveva un po' inalato di acqua del canale, ma in un modo modesto per fortuna, tanto da non averne conseguenze. Siamo vicini e siamo disponibili con le altre famiglie per qualsiasi supporto fosse necessario adesso o anche nei prossimi giorni, ovviamente. Nessun commento, nessun messaggio di papà Paolo al 26enne che ha ammesso di aver provocato l'incidente. Non vorrei entrare in questo argomento perché non mi compete, io sto pensando solo a mia figlia e soprattutto sto pensando a quei 4 figli che mi mancano, che ce li avevo la sabato mattina tutto il giorno e che una parte di loro e adesso non ci sono più. Poi quello che ne sarà di quel personaggio là ci penserà la giustizia, spero, mi auguro.